Buonasera a tutti, sono Marco Cavedoni, presidente dell'Associazione Veneto Mosler Economics Modern Money Theory, e traduco in italiano. Modern Money Theory significa teoria della moneta moderna. Allora, perché mi sono avvicinato a questa associazione? Io sostanzialmente sono una persona che, oltre a condividere naturalmente il messaggio economico della nostra scuola economica, crede fortemente nella libertà. E soprattutto credo nella libertà. Io credo che il bene più grande di cui tutti noi possiamo godere è il nostro diritto come popolo a poterci autodeterminare, che è una cosa assolutamente che la Costituzione europea ha criminalizzato fin dall'inizio, ed è una cosa che noi questo dovremmo capire per poter agire politicamente, per uscire da questa gravissima situazione in cui siamo. Ma veniamo a noi. Per capire esattamente il patto di stabilità, quindi di fatto come il patto di stabilità distrugge la nostra economia, dovremo fare tutti uno sforzo notevole. Dovremo praticamente ribaltare tutto quello che ci è stato insegnato fin da quando eravamo bambini, a partire dalle tasse, a partire dalla funzione della spesa pubblica. Dovremo adottare un punto di vista non microeconomico, quindi dovremo non concepire lo Stato come un padre di famiglia, come un'entità che deve prima raccogliere i soldi per poi spenderli. Dovremmo completamente ribaltare questo punto di vista e concentrarci nel capire esattamente come funziona la macroeconomia. La nostra è una scuola economica post-keynesiana che deriva da John Maynard Keynes, che è in assoluto uno degli economisti più influenti del XX secolo. I nostri principali economisti di riferimento sono questi signori qui, partendo da Warren Mosler, che è il padre fondatore delle nostre scuole economiche, Matthew Fostater, un altro importante economista che ha partecipato a un meeting MMT che si è tenuto a Rimini nel corso del mese di ottobre 2012, per poi parlare anche degli altri economisti internazionali, quindi Stephen Ketton, Michael Norman, Randall Wright. Alain Parvez lui è molto importante in quanto non è principalmente un economista MMT, è un economista circuitista, quindi quella scuola economica che ha il compito di spiegare il funzionamento della moneta privata, quindi generata dal sistema finanziario. Lui, come dicevo, è molto importante in quanto ci fornisce il quadro storico, quindi il perché della costruzione di questi trattati, il perché di questa Unione Europea, e come di fatto essa sia stata costruita principalmente per distruggere il ruolo dello Stato, per distruggere la funzione sociale dello Stato sovrano. Ma oggi ci concentreremo soprattutto sulla parte economica. Questo è un capitolo che meriterebbe una parte completamente dedicata. Quello che ci interessa capire è esattamente come funziona, cos'è la spesa dello Stato. Vi invito a seguire bene quello che dirò, perché una volta capite queste cose capirete, comprenderete perfettamente l'enorme vantaggio che potremo avere nel tornare a una condizione di piena sovranità del nostro paese. Quindi stampatevi bene in testa le cose che adesso vi dirò. Queste sono dichiarazioni di alcuni economisti, peraltro non MMT, e economisti comunque rinomati, premi Nobel dell'economia, partendo da Paul Krugman, che un'intervista nel 2010 pubblicata sul New York Times disse questo per quanto riguarda l'ingresso nell'euro dell'Italia. L'Italia, adottando l'euro, cosa ha fatto? Di fatto si è ridotta allo stato di una nazione del terzo mondo, quindi una nazione che deve prendere in prestito il denaro prima di poter spendere, con tutti gli svantaggi che ciò implica e che adesso vedremo insieme. Tim Condon è un economista britannico il quale dice esplicitamente e chiaramente che il potere di emettere la propria moneta alla fine è ciò che principalmente definisce l'indipendenza di una nazione. Viceversa, se una nazione perde questo potere, acquisisce lo stato di ente locale o colonia. Quindi pensate bene a queste parole, pensate bene anche a chi propone di risolvere i gravi problemi che abbiamo, continuando insistentemente a dire che dobbiamo riformare l'Europa. Voi volete vivere in una colonia, un ente locale, o in uno Stato sovrano capace sempre di garantire alla sua popolazione il benessere economico? Ponetevi questa domanda la sera prima di chiudere gli occhi. Importante in economia capire una cosa fondamentale che è già stata detta da Loris Mazzolato e anche da Chiara Zoccarato, ossia
la distinzione tra cos'è un bene reale in economia e cos'è un bene finanziario. I beni reali, se ci pensate bene, sono tutti quei beni di cui necessariamente non possiamo fare a meno. L'acqua ne abbiamo bisogno, il cibo non possiamo farne a meno per vivere, la casa, l'automobile sono tutte quelle cose senza le quali non potremo vivere o comunque godremo di una qualità della vita infinitamente inferiore rispetto a quella di cui oggi godiamo. I beni finanziari, cioè i soldi, cosa sono? Pensate bene, alla fine i soldi cosa sono? Sono o carta straccia oppure bit elettronici che circolano all'interno di conti correnti, quindi di computer. Di fatto non sono un bene intrinseco, sono un qualcosa, sono un codice che ci deve consentire di accedere a questi che sono i beni reali, ma che di per sé non hanno alcun valore intrinseco, in quanto io un bit elettronico non lo posso mangiare, non lo posso bere, non lo posso guidare per andare al lavoro. Come faccio? Adesso capiremo bene come di fatto i soldi in un sistema come quello attuale non sono affatto un qualcosa di reale. La moneta sovrana, quindi uno Stato moneta sovrana, alla fine ha tre caratteristiche fondamentali: deve poter mettere il denaro in condizioni di monopolio, ossia lo Stato sovrano è il primo e l'unico che può emettere il denaro al netto dell'atto della spesa pubblica. Il denaro non deve essere legato a nessun metallo prezioso, quindi non c'è l'aggancio con l'argento all'oro che diceva fino al 1971, e non deve legare la sua valuta con altre valute a un tasso fisso, perché questo obbliga lo Stato prima a procurarsi il denaro estero e solo dopo a poter spendere del proprio, cosa che è successa in Argentina negli anni 90 con l'aggancio del peso al dollaro e rapporto 1:1, che ha comportato un disastro, il default, che poi è scoppiato nel 2002. In economia, quindi, parliamo di macroeconomia, riprendendo il mio discorso iniziale, ci sono tre settori fondamentali. C'è il settore governativo, che chiameremo G, quindi governo, amministrazioni pubbliche, in particolar modo ci concentreremo nel settore governativo di uno Stato a moneta sovrana, quindi parleremo soprattutto di Ministero del Tesoro e Banca Centrale. Il settore non governativo, quindi tutti noi qui dentro, il settore privato, famiglie, aziende e anche banche, e il settore estero, ossia tutto ciò che sta all'esterno di questo edificio, quindi tutte le altre nazioni del mondo. Il settore non governativo, guardiamo bene a questo schema, abbiamo detto il settore non governativo, quindi privato, avrà imprese, cittadini, banche, e proviamo un attimo a vedere come interagiscono tutti questi attori economici tra loro. E chiediamoci, chi è che di fatto all'interno del nostro settore privato crea il denaro? Può creare il denaro al netto? La risposta del comune cittadino sarà imprese. Se io apro un'impresa che vende il suo prodotto, quindi è capace di generare un profitto, un utile, io sarò capace di generare singolarmente per me ricchezza, che potrò usare anche per stipendiare i miei lavoratori. Ma proviamo a chiederci, di fatto, tutta la ricchezza che io guadagno qui dentro, da dove deriverà? La produrrò io stampandola quando faccio i jet diesel? O non sarà invece qualcun altro che prima dovrà spendere il denaro che ha, prima che io lo possa avere? Chiaramente i cittadini dovranno acquistare il mio prodotto, quindi ci dovrà già essere del denaro in circolazione qui dentro, prima che io lo possa guadagnare. E così è per le banche. Chi conosce il funzionamento delle banche sa che di fatto la banca può all'infinito generare un credito finanziario, ma contemporaneamente genera anche un debito. Quindi qui dentro cosa avrò? Per ogni spesa avrò sempre un guadagno, e per ogni guadagno avrò sempre una spesa prima di qualcun altro, cioè per ogni più che c'è qua dentro ci sarà sempre un meno equivalente di uguale entità ma di segno opposto. Tutte le risposte che attualmente il sistema europeo e il sistema italiano cercano sono risposte che vengono cercate dentro questo settore. Ma di fatto, matematicamente, il settore privato non può generare ricchezza finanziaria al netto. Il settore privato non crea il denaro. Quindi se qua dentro la spesa è troppo bassa, circola troppo poco denaro, di fatto come sarà possibile aumentarla, questa ricchezza?
ci dovrà necessariamente essere un settore esterno al non governo, in questo caso parleremo di governo, di uno Stato a moneta sovrana, il quale all'atto delle spese di fatto potrà immettere nuovo denaro qui dentro, che sarà tutto nuovo denaro di cui noi godremo senza che nessuno se ne sia privato. Questa è ricchezza finanziaria al netto. Il governo fa poi un'altra cosa, che è quella di tassare. La tassazione alla fine che cos'è? Non è altro che un drenare risorse finanziarie da qui dentro. In questo caso va bene, perché a fronte di una spesa di 100 avrà una tassazione di 80, noi non governo potremo comunque di un più 20 di nuova ricchezza finanziaria al netto, che potremo usare per spendere di più, quindi per far sì che le imprese assumano di più, producano di più. Questo è quello su cui oggi dovremmo puntare. Questa operazione si chiama, udite, deficit di bilancio. Il deficit di bilancio quindi capite bene che non rappresenta affatto il debito del settore privato, perché uno Stato a moneta sovrana non rappresenta altro che un dato contabile, un numero che sta all'interno dei computer del Ministero del Tesoro presso le banche centrali, che corrisponde di fatto a un più del settore non governativo, quindi alla ricchezza del settore privato, non al suo debito. Ma è chiaro, perché se io governo spendo per pagare stipendi, per assumere insegnanti, per assumere infermieri, come fa quello a essere il mio debito? Se io compro un titolo di Stato, come fa a essere il mio debito? Sarà il mio credito, perché io su quei soldi che metto in quel libro di risparmio guadagnerò degli interessi. Questo casomai sarà un debito per lo Stato. Ma uno Stato a moneta sovrana, infatti è lui il primo che genera il denaro all'atto della spesa. Quindi, se si generano di meno dentro il computer del Ministero del Tesoro, quello è un finto debito, un debito fasuglio che lui ha solo con se stesso. Il governo, mai consigliato, ecco, un piccolo punto faccio anche, deficit di bilancio e differenza tra spesa del governo e tassazione nell'arco di un anno, debito pubblico è la somma di tutti i deficit da quando praticamente lo Stato esiste, che non è altro che il corrispettivo, come abbiamo visto, dell'attivo del settore privato, non è il passivo del settore privato. E soprattutto con lo Stato moneta sovrana non è mai un reale debito. Questa è la più grande menzogna probabilmente del mondo, perché il debito pubblico è un'operazione assolutamente necessaria per far circolare soldi qui dentro nel nostro settore. Il governo, mai consigliato, potrebbe fare un'altra cosa, ossia spendere per noi non governo tanto quanto ci tassa. Ecco che quindi noi avremo uno zero di ricchezza finanziaria che circolerà dentro il nostro settore. In condizioni di crisi economica, come faremo ad uscire da questa situazione? Se noi continuamente avremo ogni anno uno zero qui dentro, come faremo a spendere di più per rilanciare l'economia, per far sì che le imprese assumano di più, che producano di più? Capite bene la follia, quindi la follia di questa cosa che noi abbiamo scritto nella nostra Costituzione e che è il principio, la base anche del patto di stabilità che sta strangolando i comuni, perché l'abbiamo visto. Il settore pubblico deve dare i soldi alla cittadinanza di più di quello che sottrae con la tassazione, non il contrario. Da un punto di vista macroeconomico ci vuole la spesa a deficit, non la spesa in pareggio di bilancio. Il trattato Fiscal Compact che abbiamo sottoscritto non impone solo questa cosa qua, impone una cosa ben peggiore, che è il surplus di bilancio, che si realizza quando il governo spende per noi non governo di meno di quello che tassa. Quindi noi anno dopo anno, fino a ridurre il nostro debito pubblico di una determinata soglia, pari al 60% del PIL, avremo di meno qui dentro, di meno. Ogni anno, quando si inizierà a fare questa cosa, sparirà qualcosa dalle nostre tasche che equivale a più di 50 miliardi di euro, fino ad arrivare a una distruzione della nostra ricchezza. Loris prima diceva giustamente, probabilmente un disastro economico maggiore di quello della seconda guerra mondiale, una distruzione della nostra ricchezza di oltre 1.000 miliardi di euro nel giro di 20 anni. Vogliamo andare avanti così? Vogliamo continuare a chiedere all'Europa? Vogliamo continuare a vendere le nostre libertà, la nostra dignità? Continuare a sottostare a questo sistema criminale che ci è stato imposto e che noi abbiamo sottoscritto?
O vogliamo forse ribellarci? Vogliamo forse affermare un nostro diritto sacrosanto che avremo diritto di pretendere senza chiederlo a nessuno? Il settore estero è un altro settore che potrebbe arricchirci, perché se io Italia esporto alla Germania di più di quello che importo da lei, effettivamente potrò comunque avere un attivo per il mio settore privato. Ma guardate bene, basare esclusivamente l'economia di uno Stato sulle esportazioni, sulla competitività, è una cosa disastrosa. Sappiamo con chi abbiamo a che fare. Abbiamo a che fare con degli Stati che non stanno alle regole, nonostante siano all'interno di organizzazioni internazionali che dovrebbero tutelare la parità di condizioni. Abbiamo la Cina, abbiamo l'India che fa lavorare i lavoratori degli asset per strada, abbiamo altresì anche la Germania che ha schiavizzato un quarto della sua forza di lavoro con stipendi, quei cosiddetti mini jobs pagati 400 euro al mese. Vogliamo diventare così anche noi? Vogliamo diventare come la Spagna e l'Irlanda che stanno battendo i redditi pubblici, gli stipendi pubblici per andare anche loro verso questo meccanismo? Questo meccanismo è disastroso perché si basa sulla distruzione della ricchezza interna affinché le merci prodotte qui dentro possano essere esportate, perché per esportare i miei beni reali io dovrò impoverire la mia popolazione affinché questi beni non siano molto consumati qui dentro, proprio perché devono essere esportati. Io avrò sempre bisogno di uno Stato che mi garantisce il benessere della mia popolazione. Questo può andare bene solo però quando c'è lo Stato che fa il suo dovere, che garantisce i servizi essenziali, che garantisce uno stipendio dignitoso a tutti. E veniamo adesso al sistema europeo, all'euro. Cioè, cos'è l'euro? Come funziona l'euro? Articoli 123 e 124 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. La Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali di fatto non possono finanziare la spesa del governo. E questa è una cosa voluta, l'abbiamo detto prima. Fatto questo, elimina il ruolo sociale dello Stato per esaltare il neoliberismo, per esaltare la cultura l'idolo dei mercati di capitali privati. Gli Stati non possono più essere finanziati dalle loro banche centrali, addirittura non possono neanche più ottenere condizioni di favore sempre da parte delle banche centrali. Adesso vediamo un'altra cosa. Prima in cima alla piramide c'era lo Stato sovrano, adesso guardate chi c'è. C'è il sistema delle banche centrali europee, formato dalle banche centrali dei 19 Stati dell'Unione Europea, la quale, per gli articoli che abbiamo visto prima, quando spende il denaro generandolo netto, lui mette per trattato nel settore degli investitori privati, quindi mercati dei capitali, e il governo. Guardate adesso dov'è il governo. Se provate bene a capire la mostruosità di questo sistema, cosa ci fa il governo a quel fondo? Dovrebbe essere lui che sta in cima, che regola l'economia, che ci garantisce il nostro benessere. No, il governo adesso si trova in fondo alla piramide come in qualsiasi settore privato che di colpo perde il conto in banca, perde il portafoglio ed è costretto ogni giorno ad andare ai mercati dei capitali. Solo dopo potranno spendere per noi. Attenzione, perché adesso il falso debito che abbiamo visto prima, che era solo un dato contabile, adesso è un vero debito. Tutti questi soldi dovranno essere restituiti a questi signori qui, maggiorati di interessi. E chi è il reale vincitore di questo sistema? Questi signori reali vincitori di questo sistema europeo che è stato creato. Questi avranno continuazione di attivi, quindi che saremo continuamente in passivo, saremo tutti noi qui dentro. Questo è l'Eldorado che ci è stato promesso con l'ingresso della moneta unica euro. La faccia. Falsi miti, abbiamo visto che il debito pubblico alla fine è un falso mito, non è mica vero che bisogna pareggiare i bilanci, che bisogna costringere i comuni a tagliare sempre di più le spese. Assolutamente questa è un'affermazione folle. Il debito pubblico in uno Stato moneta sovrana rappresenta il nostro attivo, non esiste nessun misterioso creditore che sta alle spalle del governo al quale il governo sovrano deve restituire i soldi. Questa condizione è vera solo nelle condizioni in cui siamo ora, cioè quindi quella di uno Stato non sovrano. Lo dice anche lo stesso Adam Greenspan, che è un economista neoliberista, ex presidente della Banca Centrale Americana, la Fed.
Stati Uniti, ha detto in un'intervista, di fatto possono sempre emettere moneta, hanno una probabilità pari a 0 di fare default sui loro titoli di debito pubblico. Vediamo bene da questi grafici che sono tratti dal Fondo Monetario Internazionale, che sono stati presentati e dagli economisti MMT nel 2012 a Rimini. Questo è l'Italia. Vedete bene, quando l'Italia spendeva molto deficit, in linea blu il deficit pubblico, il settore privato godeva di forti equilibri. Vedete bene proprio che il deficit pubblico rappresenta al centesimo l'attivo del settore privato. Guardate bene come sono speculari questi due punti. Linea verde l'attivo privato, linea blu il deficit pubblico. L'abbiamo detto prima perché lo stesso con i dati di Banca Italia fa un'ulteriore suddivisione perché distingue il settore privato in società finanziarie, non finanziarie, imprese di assicurazione. Vedete bene come proprio i flussi di denaro che circolano qui dentro alla fine vanno sempre a zero. Affinché le famiglie possano essere in attivo, quindi avere di più qui davanti, gli altri settori necessariamente dovranno essere in passivo, perché in economia non può mai essere che sia il settore privato che quello pubblico vincano tutti e due, siano in attivo tutti e due. Assolutamente, se uno deve essere in attivo, necessariamente l'altro dovrà essere in passivo. Se c'è un attore economico che sta spendendo di più di quello che sta guadagnando, necessariamente ci dovrà essere qualcun altro che guadagna di più di quello che sta spendendo. Questa è matematica, questi sono flussi di bilancio. E chi è quell'ente che può spendere a deficit arricchendoci tutti senza nessun problema? Il settore governativo di uno Stato a moneta sovrana. Non c'è nessun altro ente che può effettuare questa operazione di spesa a deficit senza nessun problema. Capire le tasse è fondamentale, assolutamente questa è una cosa importantissima, capire veramente a cosa servono le tasse di uno Stato normale, quindi sovrano. Guardate bene questo schema. Governo a moneta sovrana, settore non governativo. Se io governo di una nazione a moneta sovrana, non spendo, non metto nuova moneta qui dentro, come faccio a venire da voi il settore privato a chiedere i soldi? Cioè, se io settore governativo sono il solo che può creare il denaro agli altri delle spese, come faccio a venire a chiederlo a voi se per prima non ve l'ho dato? Se io tiro fuori un biglietto di carta qui dentro e vi chiedessi di lavorare un'ora per me per pulire questo pavimento, voi accettereste? Che valore avrebbe per voi questo pezzettino di carta? Chiaramente nessuno. Ma se io cambio la versione, dico fuori da questo portico c'è la gente, per lasciarli uscire da questo portico dovete per forza dargli un foglietto di carta, ecco che allora per voi questo pezzettino di carta che io creo acquista valore. La gente è colui che riscuote la tassazione, la riscatta per me, e voi, ecco che allora voi sarete costretti a lavorare per me per ottenere questo pezzettino di carta. E questa è la reale funzione della tassazione, ossia quella di dare valore al denaro. Altrimenti, se io governo non pretendo il riscatto delle tasse, voi potreste anche rifiutare quella moneta che io decido di farvi usare, potreste anche crearne di una vostra. Lo Stato potrebbe sfaldarsi in una serie di microferdi, di microentità completamente fuori controllo. Questa è la reale funzione della tassazione, quindi assolutamente le tasse non servono allo Stato sovrano per finanziare la sua spesa. Perché prima il governo deve spendere, solo dopo può raccogliere. E questa, guardate bene, questo comporta un'altra cosa importantissima. Noi tutti oggi ci lamentiamo della tassazione che è troppo alta. Sapete bene, abbiamo un IVA ormai che è alle stelle, un tasse sugli immobili che sono sempre più alte. Guardate bene, in condizioni di sovranità, quindi dal momento in cui le tasse non servono allo Stato per finanziare la sua spesa, questa fraccia qui della tassazione noi la potremo completamente eliminare per determinati settori, in determinate occasioni, e la potremo azzerare. Avete capito?
In particolare noi dell'MVD proponiamo un azzeramento dell'IVA. Perché? Perché in economia riteniamo che la cosa più importante sia la spesa, l'acquisto di beni e di servizi. Quindi noi proponiamo per rilanciare l'economia un abbattimento allo 0% dell'IVA. Comunque assolutamente non è vero che l'Italia è sempre stato un paese molto spendaccione, lo vediamo bene con gli stessi dati da parte della ragioneria dello Stato, quindi dagli anni 60 fino alla fine degli anni 80 l'Italia ha sempre speso di meno rispetto alla media europea, la linea verde d'Italia, la media europea e la linea viola. Le spese della politica assolutamente sono nemmeno confrontabili con tutti i soldi che spendiamo per rimanere all'interno del sistema europeo. Queste colonnine azzurre sono tutte le spese per la politica, quindi tutto, Parlamento, Senato, Regioni, Province, Comuni, non ammontano a nemmeno 6 miliardi all'anno, quando finora per mantenere in piedi i sistemi europei, i cosiddetti fondi salva-stati, che poi gli stati non li salvano ma li affossano perché sono tutti aiuti che vengono concessi a particolari condizioni, nel 2015 a questi due fondi europei abbiamo versato la bellezza di 60 miliardi di euro. Ma questa non è nemmeno la voce più drammatica. La voce più drammatica probabilmente è questa qua, anzi forse nemmeno questa addirittura, ossia il totale degli interessi che paghiamo sui titoli del debito pubblico, che ammontano qualcosa come più di 80 miliardi di euro all'anno, soldi che in gran parte vanno anche all'estero, e noi siamo finanziati anche dai mercati capitali esteri. Il bilancio europeo è una cosa assolutamente visibile, non ammonta nemmeno l'1% del totale del prodotto nazionale lordo di tutte le nazioni europee. Al di là di questo, l'Italia, dato aggiornato del 2013, l'ultimo dato aggiornato che disponevamo, ha versato nel 2013 l'Italia, l'Unione Europea ha dato 17 miliardi, ne ha ricevuti indietro nemmeno 12 miliardi, quindi in passivo abbiamo con l'Europa di 5 miliardi di euro per i cosiddetti fondi strutturali, i fondi di spesa che possiamo attivare nell'ambito del bilancio europeo. Ma il dato più drammatico è assolutamente questo, ossia l'avanzo primario che abbiamo dal 1992, quando abbiamo sottoscritto Maastricht. Questo cosa vuol dire? L'avanzo primario è dato dalla spesa totale dello Stato, esclusa la spesa per interessi sui titoli di debito pubblico, meno la tassazione. Vedete bene come dal 1992 l'Italia, anno dopo anno, ha continuato a realizzare degli avanzi primari. Cos'è un avanzo primario? È una sottrazione netto di ricchezza dal settore privato, dall'economia reale. Abbiamo detto prima, molte volte, quando lo Stato dà a noi meno soldi per la spesa di quelli che ci traina con le tasse, cosa causerà? La nostra ricchezza o il nostro impoverimento? Causerà il nostro impoverimento. Questi sono i dati del risparmio medio delle famiglie dell'Ocse. Proprio dall'inizio degli anni 90 fino al 2012 noi siamo passati dal più alto risparmio netto al mondo delle famiglie, pari al 25,5% del 1990, in un risparmio inferiore al 5% nel 2012. Quindi fatevi un po' i conti e ditemi voi se l'euro ci ha portato qualcosa di positivo. E veniamo perlomeno a parlare delle cose più importanti del nostro programma di salvezza economica. Lo dico subito, prevede il pieno ritorno del nostro Paese alla sovranità monetaria e parlamentare, che chiaramente la moneta deve essere usata in una certa maniera affinché porti a dei risultati positivi. La cosa più importante, andrò veloce, è il PNG, ossia il programma di pieno lavoro garantito che il nostro Paese dovrà attuare quando ci svincoleremo da questo sistema. E questo cos'è? Comunismo? Statalismo? Assolutamente no. Assolutamente no, perché il piano di pieno lavoro di transizione garantito servirà proprio per il settore privato, l'abbiamo visto prima.
Il settore privato non crea denaro, ha bisogno di nuovo denaro, ha bisogno di nuovi stipendi che possano essere spesi perché le imprese ritornino a fiorire e ad assumere tutta la massa di disoccupazione che ora abbiamo. Quindi il governo attuerà, per esempio di quello fatto in Argentina nel 2002, un piano di pieno lavoro garantito in lavori di minima competizione del settore privato, lavori utili, quindi parliamo soprattutto di lavori di servizi sociali o anche di lavori di sistemazione del dissesto idrogeologico, tutti quei lavori che generalmente non vengono fatti. Pensate veramente alle potenzialità che potremmo avere con un programma di questo tipo, assistenza agli anziani, agli asili nido, ai bambini. Potremmo bene cosa ha portato l'applicazione di un programma del genere in Argentina nel 2002. Ho detto che il programma attuato in Argentina nel 2002 è stato un programma molto parziale, non ha nemmeno riguardato tutta la massa di disoccupati. Questi sono i risultati. L'Argentina nel 2002, dopo che aveva ceduto la sua sovranità monetaria negli anni 90, questi sono stati i risultati. Nel 2002 l'Argentina continua andata a meno 11% quasi. Dopo che nel 2002 si svincolò dall'aggancio col dollaro e iniziò ad applicare questo programma di cui ho parlato, guardate bene quali sono stati i risultati. Dal meno 11% di PIL si è passati a più 9% di PIL e così via per tutti gli altri anni, in percentuali cinesi, fino al 2007, anno nel quale questo programma sciaguratamente per scelte politiche fu dismesso. Stessa cosa con la disoccupazione, nel 2002 era del 22%, nel giro di un solo anno, pensate, è stata battuta di oltre 5 punti. Ok, la mia presentazione è finita, adesso non mi dilungherò su altri dettagli che potrebbero portarci via. Queste sono le cose fondamentali che bisogna ricordare. Cosa è veramente la spesa pubblica? Come deve essere gestita veramente in uno Stato sovrano, quali enormi vantaggi ne potremmo avere. Vi lascio il nostro sito, mmt.info, che è pieno di articoli che spiegano in dettaglio tutte le cose che vi ho detto, quindi il senso delle tasse in una nazione a moneta sovrana, addirittura il senso dei titoli di uno Stato a moneta sovrana, perché anche i titoli veramente non servono allo Stato per finanziarsi, quanto lo Stato deve sempre prima spendere, poi drenare il denaro. Grazie. Io volevo concludere, sì, con un brevissimo intervento, non vi tengo qua tanto, però cioè, tutti alla fine mi dicono va bene, allora adesso che cosa facciamo? E allora a questa domanda noi vogliamo darvi una risposta, ok? Perché è giusto e perché ci sta. Allora, vi lascio questa bella immagine che tra l'altro è perfetta con questo contesto, comune medievale, che meraviglia, serve tanto da imparare dal passato. Allora, la comunità funziona se coopera per il raggiungimento di obiettivi comuni, ok? Coerenti ad un'identità e a dei bisogni che condivide, all'interno di mura che la difendono e la mantengono salda. Dove sono quelle mura? Cosa sono quelle mura? Dai, sono i principi fondamentali, sono la nostra carta costituzionale che ci abbraccia e ci tiene saldi in quello che siamo come nazione. Andiamo a vedere cos'è la nostra. Allora, ne ho messi solo pochi, ma sono magnifici, guardate che roba che è la nostra Costituzione. Allora, l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.